io collaboro col Teatro Rossetti di Trieste, che è forse dal punto di vista musical uno dei più importanti in Italia, uno dei più svegli, perché il teatro in Italia al giorno d'oggi non è molto sveglio, ed è giusto che si sappia questo. Questo teatro mi dà l'opportunità di creare degli spettacoli miei, di creare degli spettacoli insieme ad altri artisti triestini soprattutto. Io scrivo musical, scrivo molti spettacoli e la mia idea è quella di rivoluzionare un po' il teatro italiano cercando di portare molta più gente, molti più ragazzi, molti più giovani a teatro, perché è un'arte bellissima e che merita di essere vissuta direttamente a teatro. Però per far questo ci vuole un linguaggio più coinvolgente, un linguaggio più moderno, spettacoli più moderni, storie, personaggi, tutto più adatto all'epoca in cui viviamo. Siamo nel 2012 e noi col teatro siamo rimasti a 60 anni fa. E questo è un gap che io vorrei cercare di colmare attraverso le mie opere. Adesso ho scritto un musical che si chiama Il bambino alogeno quando avevo 20 anni, è la storia di un bambino luminoso che acceca tutti coloro che lo circondano, una fiaba, diciamo, gotica, rock pop un po' alla Tim Burton, che spero di riproporre presto, e poi sto scrivendo Una luce nel buio, che ho già portato in scena con, devo dire, un piacevole e inaspettato successo, sempre a Trieste, che è la storia di un ragazzo alla ricerca dell'amore eterno. Esiste o meno l'amore eterno? Ci dobbiamo credere o no? Che cos'è? Sono tutte rock pop rock opere scritte da me con altri miei amici e collaboratori, e io spero di poter rinnovare il linguaggio teatrale con questi spettacoli, con queste opere. Tutto quello che voglio fare nella vita, oltre ad avere altri progetti miei discografici, spero di avvicinarmi al cinema presto, insomma tante cose. Uno ci prova in tutti i modi perché siamo artisti a tutto tondo ed è giusto provarci più che si può.